Moi, qu'est-ce que tu veux chercher? Le bien ou le mal, la vertu ou le vice? Pourquoi devons juger du mal? Rien réfléchir. Aussi si tu l'aimes, si tu es contre Dieu, alors, et tu viens la vie, viens. Ok, eccoci qua. Allora, anzitutto buon pomeriggio a tutti voi sintonizzati. Tutto bene? Allora, salutiamo gli amici che ci seguono da YouTube ed andiamo a salutare, un attimo il cambio dei chiavi, andiamo a salutare Roxy Pirrell che dice buongiorno maestro, buona live, grazie carissimo. Poi salutiamo Emma Scheri che dice buon pomeriggio Cleo, salutiamo la carissima Giulia che dice buon pomeriggio, bentornato, grazie. Pronto? Buonasera maestro. Buonasera. Senta, io dovrei ricevere una domanda di lavoro se avrò una risposta attiva. Se andrà bene? Sì, Quanti anni c'hai? Che segno sei? sono del cancro, ho 45 anni. Perfetto, un attimo solo. Mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3? Sì. Un attimo in linea. Le carte mi danno risposta positiva con il carro della fortuna e la vittoria e con la felicità. Ciò vuol dire che andrà a gonfie vele. Maestro, ma ci vuole ancora tempo? Il tempo non te lo posso dire. Mica potete fare un'altra domanda? Se è possibile. No, ogni telefonata una domanda. Grazie tanto, allora. Arrivederci, buone cose, grazie. Salutiamo l'amico Angelo Ferrara che dice ciao Cleo, buona giornata da Angelo. Ciao Angioletto, tutto a posto Angelo, buona live, buona visione.
Salutiamo Giulia ancora che dice un abbraccio forte da Fragole, un abbraccio a tutta Fragole. Un abbraccio a tutta Fragole. Angelo, tutto a posto, carissimo amico Angelo? Allora, per parlare con me il numero telefonico è 345 630 81 72, ripeto, 345 630 81 72, ok? Allora, pronto? Buon pomeriggio, Matteo. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio. prego. Ok, no, la tettofonia non fanno per questo, per No. il rimuovo della voce. Per me, io ti sento una favola, dimmi. Ok, allora io sono Fabiola, Sì, agosto 78, sì. e vorrei sapere se potrebbe nascere una storia con Vincenzo che ha 53 anni del 31 ottobre. Sono da mesi che li corteggia, però non riesco insomma, ad andare ad un appuntamento perché ho un po' di timore a incontrarlo, però lui è insistente, vorrei sapere se viene con le buone intenzioni oppure no. Va bene, tu quanti anni c'hai? Che segno sei? Sono 54 anni e sono del Leone. Ok, un attimo solo. Allora, l'amico Angelo Ferrardi ci sei fatto una buona carica di Padre Pio, tutto ok? Come mi vedi, Angelo? Io quando vado a Pietralcino da Padre Pio è come se vado a trovare un mio genitore, un mio padre. Mi sento benissimo, mi ricarico di nuove energie ed eccomi qua a darle in pasto a tutti voi. Le mie energie si intendono. Allora scegli 1, 2 o 3. 1. Gentilmente pensi intensamente a lui e un attimo solo. Sì. In nomine Christi, amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Le bien pour le mal, la vertu pour le vice. Pourquoi devons chercher du mal? J'avais réfléchi aussi si tu l'avais traduit ailleurs. Et tu viens d'arriver, divin. Allora, lui ci tiene pazzamente a te. È sincero, fa sul serio, quindi ti conviene pazzamente. Tanto perché ho mille timori per questo. Lo so, gioia mia. Che ti posso dire? Non sei una ragazzina di 20 anni. Assolutamente no, maestro, ho una bruttissima delusione per questo. Hai ragione, ma allora, quando impari a portare il cavallo, la prima cosa devi sapere come sederti sulla sella. Poi devi È sapere. solo quello il problema. E allora? Parlare, andare a prendere un caffè insieme. Non vedo cose strane, quindi qual è il motivo? Non lo so, ho dei timori, nel senso che lui comunque è un uomo piacente, piace alle donne, allora ho questo timore che lui voglia volere solo una storia di passione, ecco questo è.
Ma la storia di passione, se tu gliela dai, va bene. Se tu non gliela dai, io non vedo qual è la storia di passione dove è avanti. Ma perché tu gliela devi dare per forza? Assolutamente no. E allora qual è il problema? Perdonami se parlo così. No, Io, no, io sono diretto, io parlo chiaro per farmi capire da tutti, non sono uno che va torno torno. Gliela devi dare per forza tu? assolutamente no, anche perché non sono così. Ecco, E allora, ma qual è il problema che ti fai? Scusami. no, ho bisogno di te, vorrei conoscerlo, parlarci. E appunto, questa è brava, questa è l'unica cosa da fare. Prendere un caffè insieme, andare a mangiare una pizza, conoscerlo, parlare, Esatto, capire. esatto. E allora poi, se sono rose, fioriranno. Quindi dov'è che vedi questo? No, perché questo mio testimone gliel'ho scritto sempre, che non voglio una storia di sesso, perché non mi interessa, questo è il discorso. Ma tu questo non glielo devi dire nemmeno. Tu questo non glielo devi proprio dire. No, vabbè, così non perdo tempo, ecco, perché se No, fai ma solo quello se ne va dall'altra parte. Ma, Questo è il no. discorso, Ma che queste è sono cose che vanno affrontate da vicino. Quindi. lo so, lo so. Ok? Questo è il consiglio che ti do io. Vabbè, quindi viene con le migliori intenzioni allora. Sì, per me sì. Poi valuti sempre il tutto. Certo, certo. Certo, le farò sapere. Grazie, arrivederci. Grazie, buon pomeriggio. Allora, l'amico Angelo dice sì, ti vedo in ottima forma. Grazie, Angioletto. Giulia dice vi seguo con tanto amore tutti i giorni, sei una persona meravigliosa di cuore. Grazie Giulia, grazie. Pronto? Che facciamo? Ti avvicina al telefonino? Cosa vuoi fare? Avvicinati al telefonino, non ho tempo da perdere, quindi o ti avvicini al telefonino o attacchi la telefonata. Mi sentite adesso? Buonasera. Buonasera, adesso ti sento bene, dimmi. Vorrei sapere un po' della mia vita. È un attimo che ti do il numero di Gesù Cristo, tu chiami a Gesù Cristo e quello ti dirà tutta la tua vita. Lo vuoi il numero? Te lo do? No, vorrei fare un consiglio. Gioia mia, in questa live è del tutto gratuito, gratis, una domanda, una risposta. Chiaro? Non sono un medico, devi chiamare al medico, mi dispiace, buonasera. Facciamo subito e così non perdiamo tempo. Io non sono scontroso, ragazze, io sono una persona molto seria, onesta e pulita, ok? Pulita dentro mentalmente. Però quando voi mi fate questo tipo di telefonate, mi sento che mi mettete alla pari degli altri. Io non sono come gli altri. Chiamate ad altri. Andate a arricchire altri personaggi, andate a arricchire altri cartari. Quindi questa è una live seria per persone serie, tutto qua. Che poi mi vedete scontroso, io non ci posso fare niente, questo sono io, stop. Allora, sì che ho molta pazienza, Rock Spiral. Sono una persona disponibile per tutti, però odio l'ignoranza. È una cosa più forte di me, non ci posso fare niente. Vedete, un'altra persona che devo mandare a quel paese che magari, vedi, mi manda il WhatsApp. Allora, salve, allora se gentilmente mi può contattare dopo le ore 17 perché adesso mi trovo in diretta live su TikTok, grazie.
Vedete, io faccio tutto alla vista del giorno, non nascondo niente, ragazzi, sono me stesso. Io sono me stesso. Allora, per tutti voi che avete tempo da perdere, volete perdere tempo, non mi chiamate a me. Fate col dito sopra monitor, andate oltre. Pronto? Salve, buon pomeriggio. Visto che c'è la live su TikTok, Sì, o sbaglio? prego. Allora, ho chiamato l'altra volta e quindi ho cercato la cortesia perché avevate appena finito. Sì, quindi. Niente, io volevo sapere la mia situazione familiare perché non sto avendo un periodo felice e tranquillo. Che è successo che non va? Tanti problemi, ormai sono 3 anni, un ricominciare, un riprendere. Non so più che riprendere perché è una falsità. Ma parliamo tra te e tuo marito? Giusto, perfetto, ho capito il pieno. Sì. Quindi non so, perché io voglio recuperare, però adesso ho perso la fiducia. Non so se faccio bene o faccio male. Allora, anzitutto mi devi dire da quant'anni siete sposati? Sono quasi 20 anni. Però è cambiato tantissimo. Vediamo subito, dopo ti do io consigli, va bene? Grazie mille. Prego, mi dici quanti anni tieni, che segno sei? Sì, allora sono del Leone, sono nato il 27/7/77. E lui? Lui è Acquario, 2/2/77. Perfetto. È come se fosse a casa un'altra persona. Un attimo che controlliamo. Allora, per tutti voi che state guardando questa mia live, gentilmente non mi chiamate per la salute, non mi chiamate per la gravidanza, perché io non sono un medico, ok? Questo spetta ai medici farvi una diagnosi. Da me si chiama solo per capire, per scoprire tanti altri tipi di problemi. E voi ragazzine non chiamate a me, andate a giocare con le bamboline, ok? Allora, 1, 2, 3, scegli il mazzo di carte. La 1. Un attimo solo. Allora, io ti prego da questo momento in poi, perché io da oggi voglio, visto che mi sono caricato un po' di più energie, voglio farvi capire il vero senso dell'indovinare. Da questo momento tu stai zitta, non parlare, e parlerai all'ultimo, ok? Allora, concentrati su tuo marito e io adesso ti dico le carte che cosa mi dicono, cosa avverto io sulla vostra storia sentimentale, o meglio matrimoniale. Tanto per iniziare, io vedo in te una persona che ha versato tante lacrime, sta versando ancora tante lacrime, perché tu sei una persona che ami il tuo compagno, ci tieni alla famiglia, vuoi che te la tocca, ma il discorso è che il tuo compagno, il tuo marito, come lo vogliamo chiamare, è una persona che questo già da un bel po' ha preso la casa come un albergo, va e viene quando vuole, fa quello che vuole, quando entra in casa diventa come un pazzo, quando sta fuori casa sta bene. Non parlare, parlerai all'ultimo. Quindi quando sta fuori casa sta bene, quando entra dentro casa diventa come un demone. Gli luccicano gli occhi, se tu gli parli
ti segue con lo sguardo, ma non con la mente. Quindi tuo marito praticamente sta attraversando un periodo molto molto strano, dovuto a una terza persona che lo ha scemonito mentalmente, l'ha distratto dalla famiglia, lo tiene distratto dalla famiglia, e lo vedo una persona che è diventato bugiardo, non ti dice una verità, è falso, quindi ha creato uno scompenso all'interno della famiglia tra te e lui ingiustificabile. Ma ti ripeto, non è lui, ma è plagiato, questa persona è plagiata dalle forze sentimentale, mentale di quest'altra persona. Puoi parlare adesso. Posso parlare? Allora, io la ringrazio perché innanzitutto ci avete azzeccato proprio in pieno, cioè in tutto. Però io non sono mai riuscita a scoprire se c'era una terza persona perché lui nega sempre. È chiaro. Siamo andati anche dal psicologo e lui nega. Gli puoi mettere anche un coltello al lavoro che lui nega. Però non si sanno dove vanno i soldi, non si sanno cosa fa. È vero che a casa mi guarda, mi osserva, ma non mi ascolta, come se io parlassi a un muro. Io ne soffro perché ci tengo alla famiglia, però ho 2 bambini e quindi devo anche tutelare i miei figli. E non so se faccio bene, perché io l'ultimo litigio ho fatto anche le carte del divorzio, lui ancora me lo trovo a casa, perché sa che è un albergo, sa che gli lavo, gli cucino, però magari anche dalla famiglia mi dicono prova a capirlo, prova se casomai cambia, ritorna come prima, ma io lo vedo che si forza, ma... Allora, stammi a sentire. Allora, consulta il tuo cuore. L'ho già consultato. Ascolta, io ti sto dando vari consigli, solo semplicemente consigli. Poi, allora, consulta il tuo cuore. Se il tuo cuore dice di amare ancora questa persona, di che vuoi, Fatto cambiare. che vuoi cambiare la tua, vuoi aiutarlo e vuoi salvare la tua famiglia, e allora mi chiami in privato, io ti dico come è possibile intervenire in aiuto esotericamente parlando, quali sono i costi, qual è la tempistica. Se viceversa il tuo cuore, dopo averlo consultato, ti dice di fregartene di tutto, e allora cambi vita e vai col divorzio. Tutto qua. Io se devo essere sincera, in questo percorso qua ho conosciuto un'altra persona che però mi sono trattenuta perché non mi piace fare certe cose, capito? Però non so se dico vale la pena forzarmi con lui e ricomporre di nuovo. Di tutto, sto perdendo solo tempo e invece la mia felicità era altro. Sono le domande che mi faccio sempre. Allora, intanto stai parlando di tuo marito, intanto non sei l'unica a avere questo tipo di problema, perché oggi con l'arrivo dei social network, le Scusi, lei dice che è un'altra persona per quanto riguarda un'altra donna. allora c'è un'altra persona amica, la vuoi chiamare amante, non lo so, io ti dico ciò che vedo, chiaro? Quindi, ma non è un fatto tuo, tu non devi niente scoprire, tu devi solo agire di conseguenza. Ti stavo a dire, se mi fai finire, così arriviamo a un dunque. Allora, intanto stai parlando di tuo marito,
non sei l'unica ad avere questo tipo di problema, perché oggi, lo dico in ogni mia live, con l'arrivo dei social tipo Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok e via 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 via, per trovare una zoccola ci vogliono 2 minuti. È chiaro? Ti posso garantire che se mi metto a chattare su qualsiasi tipo di social, dopo mezz'ora già sto a un buon livello per portarmela a letto. Allora, aspetta, ma il ladro non può mai dire che ha rubato. Fammi finire. Ora, tu mandi all'aria il matrimonio, mandi a quel paese il tuo compagno, tuo marito, ti metti con un altro. Sta ben sicuro, dopo anni, quello lì è peggio di tuo marito. Capisci cosa voglio dire? E allora, di che cosa vogliamo parlare? Ti ho dato i consigli, accettili e valuti tu, va bene? L'accetto e quanto prima la chiamerò per poter parlare con Quando vuoi, un abbraccio forte. Grazie tante, grazie. Arrivederci. Pronto? Buonasera, maestro Clay. Sì, buonasera. Sono Vincenzo. Dimmi, Vincenzo. Vorrei sapere se trovo l'amore. Quanti anni tieni? Che segno sei, Vincenzo? Allora, sono Toro 2564. Ok, un attimo solo. Sì. Salutiamo l'amico Ciccio Francesco, il nostro moderatore. Ciao Ciccio. 1, 2, 3, scegli il mazzo. Mi scegli un mazzo di carte. 1, 2, 3. 2. Perfetto. Un attimo solo. Un attimo. La Vergine non la trovi più, eh? No, perché da Gianice, perché tu grida ancora a storia di Cappuccetto Rosso, con il lupo si mangiava la nonna. No, capisci cosa voglio dire? Tu la donna la troverai, perché le carte mi danno la risposta positiva, ma le carte mi dicono anche che tu sei un poco pensiosiero, chissà come vai trovando. È un po' vero, hai ragione, maestro. Ma cara vai trovando pure ricca, dice, a magari sto grazie a Dio. È buono, no? La troverai, Vince, devi aspettare che passi il mese di settembre. Grazie maestro, io ti ascolto, lo ascolto da un po' di tempo su TikTok ed è una cosa splendida, no? Perché mi ha detto positivo, perché l'ho ascoltato fino adesso, sto lavorando e ascoltavo lei. Grazie Vincenzo. Vi auguro una buona serata. Grazie. Ci sentiamo, lo chiamerò in privato. Come no, un abbraccio forte. Un'altra cosa, va bene? Va bene, ciao. Una buona serata, gentilissimo. Prego. Allora, il mio numero di telefono è 345 630 8172. Pronto?
Salve. Giusto? Posso parlare? Sicuramente. Come sta? Innanzitutto. Bene, fresco e tosto. Ma forse non so se è giusto, io ho fatto il numero perché ho visto che lei è in linea. No? Sì, sono in linea, sì, mi dica. Non ho capito. Prego. Da dove mi stai chiamando, scusa? Da Monte Brianza. Ah, Brianza, come no? Sì, dalla Brianza. Dimmi. Allora, io sono preoccupata perché mi è stato promesso una somma di denaro sia da una finanziaria, che invece continua a chiedermi soldi, e sia da un mio compagno che è lontano, che è militare. Però non arriva niente, né da una parte né dall'altra. Continuano a dirmi che mi mandano e io non riesco a Allora, fare. mi dai la tua età, tuo segno zodiacale, io vedo se ci saranno soldi in arrivo. 21-11-43 Scorpione. Perfetto, mi scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3? 1. Ok. Un attimo in linea. Allora, gentilmente tutti insieme fate tap tap tap, portiamo almeno a 10.000 il numero dei like. Io non vi chiedo denaro, non vi chiedo offerte, non vi chiedo niente, però passatevi la mano per la coscienza, almeno fate tap 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 sul monitor e condividete questa live, ok? Non vedo alcuna somma di denaro in arrivo, quindi sono solo chiacchiere e ti stanno a prendere in giro. Denaro in arrivo io non ne vedo assolutamente. Purtroppo. Va bene? Arrivederci, buonasera. Grazie anche a te, grazie. Vi ricordo che dopo questa live sarò in privato per coloro che vogliono parlare con me privatamente dei loro problemi sentimentali da risolvere. Pronto? Buonasera. Devo fare una domanda. Prego. Come ho avuto una riduzione amorosa, volevo sapere se c'è qualcuno per me un giorno. Se uscirà qualcuno per te, va bene? Sì, Prego. Quanti anni tieni? Che segno sei? io sono luglio 84, cancro. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 1. Un attimo in linea.
un uomo adatto a te, però devi anche un po' cambiare come persona, perché sei troppo buona, sei una persona sempre disponibile per gli altri e tu pensi che gli altri siano tutti come te. Non è così. Non è così. Non è così, perché se tu sei troppo buona, gli altri capiscono una cosa per un'altra e chi a rimetterci sei sempre tu. Quindi io ti dico che incontrerai la persona ideale, incontrerai la persona giusta, ma devi aspettare, diciamo che passerai un bel Natale, dai, per intenderci. Bella notizia. No, è la pura verità, credimi. Grazie, sì, no, io la seguo sempre. Non ho niente da vendervi, non ho niente da... Io sto qui a fare il mio lavoro perché la mia è una missione, e col tempo riuscirete a capire chi sono io, col tempo. No, io la conosco, sono anni. Grazie. Complimenti, comunque al di là Grazie signora. della notizia. Ok, grazie mille, buona Arrivederci, serata, buonasera. grazie, salve. Pronto? Pronto? Salve. Salve. Volevo sapere se c'era un ritorno. Lui 19,93 €, io a 10,841. Da quando vi siete allontanati? 10 mesi. Una storia di? Diciamo 2 anni. Allora, scegli un mazzo di carte 1, 2, 3. 2. Un attimo in linea. Allora, io un ritorno non lo vedo, anche perché vedo un'altra persona di mezzo. Sì, è una compagna. Ecco, e la vedo. Quindi io un ritorno non lo vedo perché lui non vuole allontanarsi da questa compagna. Capito? Sì. Questo è il tutto. Un ritorno non lo vedo. Va bene, Arrivederci. la ringrazio. Allora, io volevo dire una cosa molto importante a tutti coloro che mi chiamano in privato e parlano di un ritorno d'amore, di far tornare il loro innamorato, di legare a loro la persona amata. Un attimo in linea, grazie. Abbassi il volume del telefonino. Vabbè, attacchiamoci alla telefonata e facciamo prima.
Allora, voi tutti che avete dei problemi sentimentali, pronto un attimo in linea, grazie. Voi tutti che avete dei problemi sentimentali, che mi chiamate per far tornare il vostro amore, il vostro uomo, per far impazzire d'amore la persona amata che se n'è andato via, vi ha lasciato, allora io sono in grado di farvelo tornare. Io sono in grado di legarlo pazzamente a voi, ok? Fin qua ci siamo. Però non mi chiamate pensando che io sto qui a perdere tempo e fare un ritorno d'amore o un legamento d'amore del tutto gratuito. Non mi chiamate perché io prendo pagato profumatamente. È il mio lavoro, ok? Questo è il mio lavoro, è il mio pane. Le mie energie le metto a disposizione per chi mi ordina un determinato lavoro e prendo pagato io. Quindi se voi tutti che siete stati truffati, derubati da questi 4 cartari che stanno su TikTok e poi chiamate a me e pensate che io lo faccio gratis, io non lo faccio gratis, anzi prendo pagato profumatamente. Quindi non mi chiamate proprio se avete cattive intenzioni o non potete, non mi chiamate perché la magia è un lusso e non è per tutti. Sono stato chiaro? Sperando che sono stato molto chiaro. Pronto, dimmi. Sì, ciao, mi chiamo Elisabetta. Dimmi Elisabetta. Vorrei sapere se continuerà la mia storia con l'attuale fidanzato. Quanti anni tieni tu? Che segno sei, Elisabetta? 31 anni e sono pesci. Lui invece? Lui fa 38 e Sagittario. Perfetto. Da quando state insieme? 10 minuti. Scegli un mazzo di carte, 1, 2, 3. 3. Andiamo a controllare. Allora, voi tutti, come vedete a uno con le carte, ma lo andate a chiamare, lo andate a scrivere nei commenti, voglio sapere, voglio... Pensate che la cartomanzia sia un gioco da bambini. La cartomanzia non è un gioco da bambini. Quando voi date la vostra data di nascita, la vostra età, va collegata con le energie dell'operatore. Se l'operatore è un bravo operatore esoterico, non vi danneggia assolutamente, ma se è uno che a stento sa tenere le carte in mano, vi può causare energie negative. Ma voi tutto questo non ve ne frega un cavolo, perché voi chiamate a tutti, perché voi siete una banda di imbecilli, una banda di ignoranti, una banda di persone terra che non capisce un tubo e chiama a tutti quanti. Poi, quando poi vi truffano, quando poi vi imbrogliano, dite che i maghi sono ladri. No, siete voi dei farabutti, non i maghi. Quelli fanno bene a truffarvi, perché siete voi che li chiamate, ok? Perché non valutate a chi dovete chiamare, chiama un'erba e un fascio. Chiaro, no? Banda di Zulu. Allora, stammi a sentire. Questa persona, ti devo dire, le carte me la danno come una persona sincera, e vedo in lui un modo strano di amare, diciamo. Non lo dimostra come tu vorresti. È un po' freddo, diciamo, dai, per intenderci, però ti devo dire che lui ci tiene a te, quindi è un rapporto destinato ad andare avanti.
Auguroni, auguri. Grazie. Prego. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Sì. Devi abbassare il volume del telefonino. Già fatto? No, non è fatto, non dire bugie. Ok. Sì. Adesso? Ok, adesso sì, Va bene. prego. Posso fare la mia domanda, maestro? Sicuramente. Molto piacere. Piacere mio, dimmi. Io mi chiamo Adele, sono della Bilancia e ho 44 anni. Sì. Vorrei sapere se trovo l'amore. Sicuramente. Mi devi scegliere un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. 2. Un attimo solo. La realtà. Pourquoi ne pas changer de main? Aussi si tu l'aimes et tu dis la vie. Allora, troverai l'amore, perché io vedo in te la fortuna aperta, diciamo, non bloccata. È molto vicino pure perché tu incontrerai una persona, e sta qua la carta per la persona che tu incontrerai, indossa un tipo di divisa. Qua ci sta la ruota della fortuna, qua c'è la coppia. Ma maestro, scusi, Prego. ma lo conosco già? È una persona che ancora devi, diciamo, creare qualcosa con lui. Può darsi anche che lo conosci, ma ancora c'è niente tra te e lui. Quindi non ci siamo ancora visti con questa No, persona? no. Ha una divisa, destino. Perché? Che è successo? È perché il mio ragazzo morì in missione, per quello. Poi mi sono chiusa in me stessa e sono rimasta un po' da sola. Mi dispiace, non volevo aprire questo tuo ricordo, ma E poi ci scappa la lato, vabbè. quello che io avverto, io lo devo dire, io sono un veggente, non sono uno qualsiasi, quindi quando avverto delle sensazioni le devo dire, ok? Sono andata in depressione, spero di incontrare una persona più o meno come lui. La incontrerai tranquillo. Spero che non passi molto, perché ho 45 No, anni. no, non è lontano, è vicino sta cosa, vedrai. No, speriamo. La ringrazio, Dio la benedica. Arrivederci, maestro. grazie, Tante arrivederci. belle cose, un abbraccione a te. Grazie, grazie. Anzi, grazie. Pronto? Pronto, salve. Salve? Posso farle una domanda? Sicuramente, prego. Allora, è da un po' che sto rivedendo il mio ex fidanzato. Le volevo domandare se crede che ne valga la pena, insomma, sperare in un ritorno per me c'è altro, insomma. Ma da quando lui si è allontanato da te? Io vabbè sono passati oramai, siamo stati insieme 9 anni, però già sono diversi anni che io l'ho lasciato. Però tendiamo sempre a ritornare. Ho capito. Vediamo. Allora, mi dici gentilmente la tua età, il tuo segno zodiacale, Allora, io ho 38 anni, sono dell'acquario. e lui? 39 anni ed è dell'acquario. Vediamo subito. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. Numero 1. Un attimo solo.
senza il senso della vita. È un vuoto, non, come farti capire? Non Sei è... insoddisfatto? Allora, l'amore, quando si incontra il vero amore, il vero uomo, la vera donna, si cerca di trasmettere un qualcosa tipo calamita, no? Io lo chiamo energie mentali. Tutto questo in quest'uomo non c'è. È uno che mo dice una cosa, domani dice un'altra, è ballerino, va bene? Quindi troppo ballerino, troppo alti e bassi, quindi non sa nemmeno lui cosa vuole dalla vita e quindi utilizza le sue capacità pensando che lui sia una persona in gamba, che non lo è, e quindi chiamando, cioè restare a contatto con te, chiamare continuamente te o farsi sentire da te, il motivo è quello, lui convinto che tu ci stai, e quindi si fa un po' di storiella e poi chi si è visto si è visto. Mo vedi tu, se ti vuoi divertire un po', questo è l'uomo adatto, se no Devo sperare in tempi migliori. Benissimo. te l'ho detto, bello, Sì, ho capito, perfetto. ti ho fatto un po' un quadro, Sì, assolutamente sì. La ringrazio. Arrivederci signora. Pronto? Pronto? Buonasera, maestro. Buonasera, Buonasera. Posso fare una domanda? prego. Allora, io vorrei sapere, devo recuperare i miei soldi da un mio datore di lavoro. Volevo sapere se riusciamo, se alla fine andremo in causa. Se non ho capito la domanda, se alla fine Se no, alla fine dovrò andare in causa. vediamo un po'. Quanti anni tieni, che segno sei? Io ho 56 anni e sono bilancia. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure 3. 3. Perfetto, un attimo solo. Allora, io vedo che ci sarà un accordo col tempo tra te e lui, perché mi esce appunto la carta del lavoro, mi esce la carta delle stelle e l'angelo con un accordo. Ecco qua la carta dell'accordo. Ok? Grazie. Di niente, le auguro una buona serata. Anche a lei, maestro, buona serata. Pronto? Buonasera. Prego, signora.
Non ho capito, sì. Può alzare un po' la voce, per piacere, non ho capito niente. Potrei sapere se avrò un po' di fortuna per andare avanti un po' più serena? Vediamo un po', signora. Quanti anni avete? Che segno siete? 59 toro. Allora, 1, 2, 3. Un attimo solo. Effettivamente la sua vita è stata un po' un inferno, signora, perché vedo troppe cattiverie che gli hanno fatto. Io le dico che lei troverà serenità, ma deve attendere il prossimo anno. Cioè, quest'anno qua che ci siamo quasi, siamo al mese di settembre, più o meno passerà così, Poi con l'arrivo dell'anno nuovo lei avrà un nuovo anno, un nuovo cammino con un po' di serenità, glielo posso garantire. Arrivederci. Prego. Salutiamo anche l'amico Raffaele Affinita che dice buon pomeriggio maestro. Grazie Raffaele, buon pomeriggio a te. Pronto? Sì, pronto? Sì, buonasera, mi dica. Buonasera. Vedi che c'è questa magari via... Non capisco niente, se mi fai capire. Sì. Sì, no, ho tolto via la TV. Ah, dimmi. Piacere, io sono Ombretta, sono del segno del Leone, e ho 57 anni. Volevo sapere se tu guardi solo l'amore o anche la salute. No, la salute non sono un medico, non posso. Niente. Perché ho un po' di problemi, volevo capire se considerato... Devi andare dal medico. Quando si parla, lo dico sempre a tutti, un attimo, lo spiego bene. Quando avete un problema che riguarda la salute, la prima cosa dovete andare dal medico. Se il medico dice non c'hai niente e non ti trova niente, e allora potete consultare me, perché tante volte si tratta di malefici, fatture, energie negative, ma solo dopo aver consultato il medico, non prima. Va bene, e allora niente, volevo sapere se al momento io sono da sola, volevo sapere se incontrerò una persona però valida, perché... Vabbè, questo poi la religione non la possiamo vedere, se lo incontri religioso oppure non religioso. No, religioso, valido. Ah, valido, io ho capito laico. No, scusami allora, valido. No, sennò perché tutta me Allora, quanti anni c'hai, che segno sei, scusami? 57 Leone. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 oppure il 3? Il 2, perfetto. Allora, rispondiamo prima all'amico Roxy Perrella che scrive: maestro, non esiste la professionalità e l'educazione che usa lei con tutti noi che la seguiamo.
è una persona davvero unica a mio parere, grazie. Ti ringrazio, Rox, è il mio modo di vivere, anche nel mio privato sono così, sono una persona molto saggia, una persona che rispetto a tutti finché mi rispettano. Allora, un attimo in linea, grazie. Allora, tu hai avuto già una storia molto complicata, una storia fatta di falsità e di tanta cattiveria. Non ho capito, scusi. Ti sto guardando le carte e ti sto a dire anche un po' del tuo passato. Quindi tutto questo ti ha portato in uno scompenso mentale a non credere più nell'amore, a non credere più nei sentimenti, perché hai sofferto molto. Però io ti dico che arriverà la persona giusta, perché mi esce la carta della ruota della fortuna vicino alla carta del trionfo che sta qua ed la carta della gioia. Quindi tu incontrerai la persona valida, la persona ideale per te, ma devi aspettare più o meno la metà di ottobre arriverà questa persona che ha 2 anni più giovane di te. Ho capito, ma posso chiederti se qui devo conoscerlo ancora? No, lo devi conoscere, ho detto. Sì. Ok? Va bene. Arrivederci, buona serata. Buona serata, grazie mille. Pronto? Pronto, buonasera maestro Cleo. Buonasera. Innanzitutto volevo fargli i complimenti per la sua professionalità. Grazie di cuore. E nulla, volevo farle una domanda. La mia era rivolta, insomma, a me e a mio marito, cioè noi siamo sposati, però stiamo sempre in contratto, litighiamo spesso, quindi vorrei capire se questo matrimonio andrà avanti oppure avrà una fine. Anzitutto, da quanti anni siete sposati? Sì. Da quanti anni siete sposati? Sì. 6? Sì. Tu che segno sei? Toro. Anni? 28. E lui? 35. Toro. Quindi siete 2 tori, fate corna e corna. Esatto. Perciò non andate d'accordo. Ognuno la vuole vincere lui o lei. È sbagliato. Mo vediamo cosa dicono le carte. Scegli un mazzo di carte, 1, 2 o 3. 2.
malafede entrambi. Da parte tua. Tu sei santa, vero? Io tua fortuna. Sei una santa, dico tu. Ma in realtà no, però. E col telefonino in mano la mattina alla sera, tu che ci fai? Sì, vedo i social. Ah, sì, non dovevi chiamare a me, dovevi chiamare a un cartaro che ti diceva solo stronzate. Ma una volta che tu hai chiamato a me, accetti la verità che ti dico. Rispetto, il matrimonio è rispetto uno con l'altro, capisci? Allora, quando alla base manca il rispetto, ma il rispetto non vuol dire che tu gli fai le corna o lui ti faccia le corna, attenzione, io quando ti dico il rispetto, anche se tu stai col telefonino in mano, così, vedi, dalla mattina alla sera, ci fai mettere i pensieri in testa, capito? E nascono discussioni, dimmi che non è vero. No, assolutamente. Voglio capire come fai a dire che non è vero. Hai capito? Quindi questo rapporto deve cambiare caratteri. Caratterialmente, se cambi tu, vedrai che cambia anche tuo marito, perché tuo marito ci tiene a te, come tu ci tieni pure a lui. Però avete queste fantasie, cercate di intrecciarle tra di voi. Sono stato chiaro? Sì, stato chiaro. Augurose. La ringrazio. Buona serata. Quando chiamate a me, capite che state chiamando a uno che non bisogna mai dire no, perché la verità, quello che dico io, è sempre verità. Pronto? 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 Pronto, sente? Sì che la sento, buonasera, mi dica. Io la sento lontanissimo, maestro. Non è colpa mia, mi dica. Niente, maestro. Arrivederci signora, non ho tempo da perdere. L'ultima chiamata, avanti, l'ultima telefonata, dopodiché sarò nel privato per coloro che vogliono parlare con me riservatamente, privatamente, a come dico io, dove non ci sente nessuno. Per parlare in privato con me bisogna fare richiesta su WhatsApp e io ho fisso un appuntamento. Ultima chiamata, pronto? Pronto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Volevo sapere se non ritorno. Se ci sarà un ritorno? Sì. Quanti anni c'hai, che segno sei te? Allora, io ho 46 anni e sono vergine. E lui? Lui è sagittario, ha 52 anni. Allora, 1, 2, 3, cosa scegli? Uno. Da quando è andato via? Allora, l'incontro me lo danno le carte, quindi c'è buona speranza che questa persona tu la incontrerai, però poi è da valutare il vostro rapporto di come si deve andare a creare. Certo. Perché a volte ci sono rapporti e rapporti, attenzione. Certo, C'è un rapporto dove la donna si accontenta di vedere un uomo solo per il letto una volta a settimana e ci sta. No, dico, ci sono coloro
che si accontentano di vedere un uomo una volta a settimana per portarlo a letto, e ci sono persone che vogliono creare un qualcosa. Perciò dico, è una valutazione che devi dare tu poi, guardando negli occhi la persona che incontri. Ma in pratica lui allora si riavvicinerà? Non so quanto. Sì, no, quando non te lo so dire, ma le carte me lo danno come risposta positiva. Ok, va bene, io comunque la ringrazio. Arrivederci. E le auguro buon procedimento. Grazie. Prego. Prego. Ed era l'ultima telefonata, noi mettiamo un attimo il telefono fuori posto se ci riusciamo. Ecco qua, fatto, per dire alcune cose prima di salutarci. Allora, punto 1, dovete un pochettino valutare bene quando chiamate un cartomante, perché io ci tengo alla cartomanzia, ci tengo alla professionalità e ci tengo a quel che è il mio lavoro. Però quando poi mi andate a chiamare o mi andate a scrivere in una live di cartomanti che non stanno non per cielo e non per terra, coloro che non sanno nemmeno aprire la bocca, coloro che portano una maglia addosso da 30 puntate, da 30 live, sempre la stessa, questo vale anche molto. Da questo si vede anche la personalità del soggetto. Quando poi mi andate a chiamare o a contattare questi tipi di cartomanti, allora non ci sto, perché la professionalità deve essere professionalità. I bravi, anche su TikTok ci sono i bravi, perché io li vedo, ce ne stanno dei bravi cartomanti che io veramente sto valutando, dei giovani, bravi cartomanti, giovani che si vede che hanno alla base uno studio, una preparazione di cartomanzia, dell'occulto, hanno un po' studiato l'occulto e lo si vede, ci sono i bravi e lo si vede, ma credetemi, c'è una marmaglia di altri cartomanti, una marmaglia che sono quelli da scartare, è chiaro, da scartare, ma purtroppo, ahimè, vedo tanti di voi che li chiamate, non capisco cosa ci vedete in questa gente, probabilmente ci vedete un mazzo di carte in mano, perché voi tutti quando vedete un mazzo di carte subito a chiamare, poi vi fate truffare, vi fate derubare, vi fate ingannare e poi quando mi chiamate a me dite io mi sono già rivolto a un cartomante, mi ha rubato. Ma a chi vi siete rivolti, signora? A Pinco Pallino. Ma Pinco Pallino non sta non per cielo e non per terra. Pinco Pallino vendeva i carciofi fino a poco fa, vendeva le spighe arrostite fino a pochi giorni fa. Ma vi rendete conto? Voi siete una banda di imbecilli. È chiaro o no? Allora, prima di chiamare un cartomante, prima di chiamare un operatore esoterico, andate a informarvi su YouTube, scrivete il nome del soggetto che voi volete chiamare e se su YouTube esce la storia di quel soggetto, il suo cammino, la sua storia del cammino esoterico, allora state parlando con una persona valida. Ma se andate a scrivere su YouTube Mago Chiappariello e non esce niente di quel Mago Chiappariello, vuol dire che è un Chiappariello, non è niente, è zero. È uno che si è improvvisato ieri dall'altro ieri. È chiaro? Questo volevo dire. Prendiamolo come una raccomandazione che vi volevo fare. Ok? Però non dimenticate mai chi sono io.
da 44 anni. Questo sono io. Qua avevo 20 anni. 20 anni avevo qui, oggi ce n'ho quasi 64 anni. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che sono uno che si è improvvisato da ieri a oggi? Allora io vi saluto, vi ringrazio, vediamo Giulia cosa dice. Grazie maestro della vostra compagnia, a domani. Ciao Giulia, un bacio, acchiappate. Allora, a risentirci alla prossima mia live. Vi arriverà la notifica se avete messo il seguo, va bene? Ciao Sergio, io non ti avevo visto, perdonami, ma io purtroppo non so vecchiarello, non vedo i quadratini lì sopra, non li vedo. Un abbraccio a te Paolina, Sergio. Allora, vi saluto e vi auguro una buona serata a tutti. Se questa live vi è piaciuta, ditela agli altri. Se non vi è piaciuta, ditela a me. Io vi mando a quel paese. Ciao a tutti, ciao Roxy. Ciao a tutti.